Con il sindaco Bailo di Vidor siamo qui a Colbertaldo in occasione della giornata mondiale delle api, una giornata in cui è importante anche sensibilizzare i cittadini di Vidor. Sì, ecco, noi come giunta e come amministrazione comunale abbiamo sempre fatto molta attenzione all'ambiente. Ecco, questa giornata è l'ideale per far vedere a tutti i cittadini di Vidor che senza le api, senza questi insetti così utili alla natura, dovremmo fare in modo di conservarli e di sostenerli, quindi il nostro progetto questa mattina sarà un po' dimostrativo nella semina di alcuni tipi di erbe e quindi che semineremo qui nello spazio qua adiacente a Piazza Petritoli. È una forma, un segnale vivo per tutti i cittadini a Vidor, comunque che noi siamo molto attenti all'ambiente del nostro territorio. Assessore, questa è un'iniziativa anche a favore delle scuole e dei ragazzi. Sì, allora quest'anno purtroppo il Covid ci ha limitati, è nostra intenzione comunque entrare nelle scuole, soprattutto negli asili, abituare i bambini al contatto con la terra, con la natura e anche all'importanza che la natura ha nella nostra vita, perché in questi anni, ma soprattutto in questo periodo, siamo stati chiusi in casa e un po' abbiamo perso, no? La realtà, i profumi dei fiori. Quindi insomma la nostra speranza è proprio quella che il prossimo anno si possa entrare nelle scuole, che questa sia un'iniziativa anche divertente e che avvicini appunto i bambini alla natura. Vice sindaco cordiali, quindi tutti possono contribuire a questa iniziativa. Portiamo anche nelle scuole un sacchetto per un po' di semi per ogni bambino, in modo che portandolo a casa qualcuno si incuriosisce, c'è anche una lettera appesa al sacchetto dove c'è scritto alcune istruzioni, alcune regole, cosa succede con le api, cosa fanno, il lavoro che fanno soprattutto, e cosa servono e cosa serve per l'umanità, per il mondo intero.